Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati naturalmente con il supporto dello SPCGL per andare ad indagare tutto quello che non va, a cercare possibili soluzioni, attuando questa volta forme di protesta organizzate nell'ambito della sanità pubblica, perché pubblica deve restare, questo è un aspetto molto importante, mentre la tendenza attuale è un decremento della qualità del servizio offerto a causa di varie problematiche che analizzeremo, che porta molte persone in extremis a ricorrere alla sanità per via privata, quindi con spese ingenti, ma le persone non possono permettersi sempre questo tipo di ricorso. E allora che cosa bisogna fare? Perché il sindacato si sta organizzando, ha organizzato delle forme importanti di protesta. Ne parliamo con i nostri ospiti. Ben ritrovato Ugo Aggiollo, segretario dello SPCGL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben arrivata anche a Palma Sergio, CGL Padova. Grazie anche a lei, e poi faremo un change, un cambiamento, ci sarà Paola Fungenzi, segretaria organizzativa dello SPCGL di Padova. Allora, siamo arrivati al punto in cui l'avevate così ventilato, non minacciato, perché non è una minaccia, ma di fatto è una cosa che diventa necessaria. Adesso diritto alla salute sancito dalla Costituzione che voi vedete violato. Cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa che da tempo stiamo dicendo. L'articolo 32 della Costituzione sancisce il fatto che la salute è un diritto universale, cioè un diritto di tutti i cittadini, qualunque sia la loro estrazione sociale. In realtà quello che è avvenuto negli ultimi 15 anni, negli ultimi 20 anni, ha portato ad una condizione in cui questo diritto non è più garantito rispetto appunto ai cittadini. E tutte le analisi che abbiamo ci dicono che purtroppo una persona nel momento in cui si rivolge alla sanità pubblica non sempre trova la risposta, anzi in molti casi trova risposte dilatate nel tempo, per cui alla fine o è costretto a pagare di tasca propria per avere delle prestazioni o altrettanto, ancora in maniera più grave, è costretto a non avere le cure di cui avrebbe diritto e bisogno. E questa è una questione per noi francamente non tollerabile, perché mette in discussione appunto uno dei diritti fondamentali del nostro stare assieme. Qui infatti avete ribadito il punto articolo 32 della Costituzione, quindi un diritto che è garantito e sancito dalla Costituzione, e tra l'altro il problema eccolo qui, per questo diritto, per tutelarlo, c'è anche una manifestazione importante che è stata organizzata a Roma. Sì, noi stiamo svolgendo una serie di iniziative, poi ne parleranno esatto. Palma e Paola per quanto riguarda Padova, ma in realtà le stiamo svolgendo un po' in tutta Italia, in tutto il Veneto di sicuro. Direi anche in qualche maniera a geometria variabile a seconda delle condizioni che ci sono. Per esempio a Padova si sta facendo un importante lavoro a livello unitario con CISL e UIL, in altri casi ci sono iniziative con le federazioni dei medici, in altri casi con i movimenti. Il 24, sabato 24, noi saremo a Roma con tutti i movimenti e con tutti coloro che vogliono venire, proprio per ribadire quello che noi chiediamo per quanto riguarda la sanità pubblica. Quello che noi chiediamo è innanzitutto la difesa di questo istituto e di questo diritto, a partire da due questioni fondamentali, senza le quali non si va da nessuna parte. Primo, il finanziamento. Oggi come oggi l'Italia ha un finanziamento che è tra i più bassi, non d'Europa, del mondo per quanto riguarda, del mondo diciamo quello occidentale, per quanto riguarda la sanità. Secondo degli studi, nel momento in cui si scende sotto il 7% di spesa rispetto al PIL, in un paese si rischia di portare la sanità al collasso.
noi con gli ultimi provvedimenti arriveremo al 6,2%, quindi ben sotto quello che è ritenuto da tutti gli indicatori internazionali il minimo indispensabile per poter far funzionare il sistema. Le analisi ci dicono che negli ultimi anni sono stati tolti al servizio circa 37 miliardi di euro. Ed è evidente che di fronte a questo scarso finanziamento poi alla fine chi è costretto a pagare sono direttamente i cittadini quando evidentemente possono. Dall'altro, l'altro grande tema insieme alle risorse è quello del personale. Ci sono, e lo riconoscono tutti, vacanze importanti in termini di medici, in termini di infermieri, in termini di vacanze personale... nel senso di mancanze, vacanze nel senso di mancanze proprio, sì, non sì, che vadano in vacanze. Cioè vacanze di organico, Esatto, quindi mancanza di personale che alla fine porta con sé almeno due fenomeni. Uno, evidentemente, il fatto di uno stress molto pesante per chi lavora in questo settore e dall'altro una qualità dei servizi che tende o a diminuire o a essere dilatata nel tempo e di fronte alle situazioni che abbiamo il dilatare nel tempo le risposte in realtà rischia di essere un problema anche letale in alcune condizioni. Infatti qua vediamo anche la slide successiva perché c'è appunto quello che lei diceva, c'è un continuo indebolimento della sanità pubblica, quindi i salari devono essere più adeguati, se vediamo appunto la slide che appunto riassume questi aspetti. Poi dite avviare un piano straordinario pluriennale anche di assunzioni perché c'è la precarietà, divari nell'assistenza erogata a livello territoriale, nazionale, quindi queste liste d'attesa infinite. Valorizzare il lavoro di cura, qui vorrei che anche una chiosa da parte sua, e poi c'è il discorso delle persone non autosufficienti, oltre al discorso della sicurezza sul lavoro. Prego, per quel che riguarda la valorizzazione del lavoro di cura, cosa sta a significare per voi? Valorizzazione del lavoro di cura vuol dire evidentemente prendere il tema della presa in carico dei cittadini, degli utenti, come una questione centrale. Le persone devono sapere che trovano dall'altra parte dei professionisti che si prendono carico di loro e danno quelle risposte che devono dare. Per fare questo c'è necessità di una valorizzazione sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista delle professionalità. Ieri una iniziativa veniva portato un esempio, siccome c'è poco personale in un settore, la Regione del Veneto decide di fare una cosa molto semplice, anziché trovare quel personale fa l'operazione per cui cambia gli standard e basta meno personale, ma questo non è una soluzione del problema, questo è evidentemente mettere un tampone che alla fine verrà pagato dagli utenti e non dal sistema complessivo, insomma. Assolutamente. L'altra nota è tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro, anche relativamente all'aspetto sanitario. Di questo si parla a volte meno. Beh, questo è un grande tema per quanto ci riguarda. Noi siamo un paese che ancora oggi ha una media di circa 3 morti al giorno sul lavoro. È una cosa che per noi è inconcepibile. Non è possibile che una persona parta da casa per svolgere la propria attività e non torni perché nel frattempo è accaduto un incidente che l'ha portato alla morte, ma in tantissimi casi anche all'invalidità o comunque a delle malattie molto serie. E da questo punto di vista noi abbiamo chiesto da anni di fare degli interventi per aumentare quelli che sono per esempio gli organici dei servizi che si occupano di prevenzione
e gli ispettorati del lavoro. Così come abbiamo chiesto da anni di lavorare di più sulla formazione, di lavorare di più su quelle che sono appunto le tutele nel mondo del lavoro. Purtroppo quello che abbiamo di fronte è invece il fatto che continuiamo a piangere il giorno dopo, sentiamo grandi dichiarazioni, sentiamo grandi appelli, ma alla fine quelle famiglie piangono i morti di tutte le età, perché abbiamo visto da ragazzi che stanno facendo magari quello che una volta era il percorso scuola-lavoro, fino a persone che hanno compiuto oltre i 60 anni e che non dovevano magari essere su quel posto di lavoro e invece vi erano. Certo, no, ma questa infatti è tutta una questione anche culturale, tra l'altro. Ci sono delle iniziative a livello sindacale in tutta la regione del Veneto che sono state organizzate, ne abbiamo appunto un altro supporto grafico che ci fa capire in Veneto per la lista d'attesa in generale dovunque, però dopo ci sono le varie città dove fate anche delle raccolte firme, forse anche sensibilizzare da questo punto di vista. Leggo un messaggio: buongiorno, il diritto a curarsi gratuitamente un diritto sacrosanto, facciamo come gli statunitensi che si indebitano per curarsi, chiede un telespettatore. Il telespettatore ha esattamente ragione, è quello che diciamo anche noi. Per noi diventa vergognoso sentire un sottosegretario che in qualche dichiarazione ci dice che l'unica maniera per uscirne da questa condizione è che i singoli paghino o si assicurino. È evidente, insomma, che si sta cercando di fare un'operazione che vuole destrutturare quello che è appunto il diritto costituzionale. Però non basta dirlo, è quello che stiamo facendo, quindi le iniziative servono da un lato per sensibilizzare, da un lato anche per fare capire alle persone che non sono da sole, che quando si trovano in una condizione di non avere risposte c'è qualcuno che evidentemente con loro vuole costruire dei percorsi per provare ad avere delle risposte, e dall'altro il fatto che le mobilitazioni servono anche per dimostrare plasticamente quanto debba essere cambiato. Ricordo che abbiamo fatto una iniziativa simile a livello veneto il 30 di marzo, se non mi ricordo male la data, e appunto adesso il 24 di giugno ne avremo una a livello nazionale. Lo dicevamo prima, in realtà iniziative le stiamo facendo in tutte le province, Padova, infatti appunto Venezia, vediamo lo grafico Rovigo, delle varie province con anche i numeri telefonici. Belluno, Vicenza, Verona, e le stiamo facendo proprio perché il tema è sentitissimo. Tra l'altro voi sapete anche che unitariamente abbiamo lanciato un'iniziativa anche sulle liste d'attesa, un'iniziativa con un questionario che ha dato moltissime risposte, è andato ben oltre quello che noi ci aspettavamo. Entro la fine di questo mese saremo in grado di pubblicare le risposte che abbiamo avuto, che purtroppo per quello che abbiamo visto fino ad oggi confermano esattamente tutte le preoccupazioni che noi abbiamo indicato. Queste date qui, ci sono poi tutti anche i numeri telefonici per riguardo i territori provinciali, sono le date delle manifestazioni, delle cosiddette staffette della salute che state organizzando, che avete organizzato, Padova. Insomma. Sì. Padova, sì. Per quel riguarda Padova. Allora, no, dopo lo facciamo così, terminiamo il discorso con lei perché dopo abbiamo la pubblicità e cambiamo, facciamo noi la staffetta con voi, quindi questa è un'altra cosa. E un altro aspetto importante, oltre al discorso delle liste d'attesa, qualità della sanità, è il discorso anche del turnover dei medici, no? Questa è un'altra questione. Sì, assolutamente, e da questo punto di vista in realtà io parlerei proprio della mancanza del personale di tutti i professionisti della sanità, e questo è dovuto secondo noi a una sbagliata programmazione. Però io l'ho detto in tante occasioni, io credo poco alle sbagliate programmazioni, io credo che si sia volutamente arrivati a questa condizione.
che non è una questione relativa al numero chiuso, è una questione relativa per esempio alle borse di specializzazione. Solo negli ultimi 2 anni si è provveduto ad aumentare il numero delle borse di specializzazione, mentre precedentemente erano sempre inferiori a quello che era la stessa previsione dei pensionamenti, e quindi è evidente che alla fine tu hai programmato in realtà la riduzione del personale, non hai sbagliato programmazione, e quindi questo è un altro tema. Un'ultima cosa che vorrei dire è il tema della non autosufficienza. Noi abbiamo ottenuto in questi mesi una cosa che chiedevamo da anni, e cioè la legge sulla non autosufficienza, ma è una legge quadro. È una legge quadro che ha bisogno di tutta una serie di provvedimenti, di decreti attuativi come vengono chiamati, per poter poi avere un risultato sul territorio. Ma anche qua resta sempre l'identico problema, e cioè, fatta la legge, se tu non la finanzi, rimane una legge che rischia di essere vuota. Così come se tu finanzi con il PNRR la costruzione delle case di comunità o degli ospedali di comunità, ma non programmi le assunzioni del personale che deve andare poi a far funzionare le case della salute o gli ospedali di comunità, è evidente che fai un'operazione in cui sostanzialmente non dai le risposte che sono necessarie. Ultimissima cosa, siamo in Veneto. Noi crediamo, e su questo lavoreremo, perché la Regione del Veneto, oltre a gestire e a redistribuire i soldi che il Fondo Sanitario Nazionale mette a disposizione, dovrebbe anche probabilmente prendere atto che c'è anche in Veneto una situazione di grande difficoltà, e dovrebbe probabilmente tirare fuori delle risorse aggiuntive per far fronte a quelle che sono le emergenze che oggi abbiamo. Assolutamente. Ugo Giollo, grazie mille. Noi andiamo in pubblicità, la salutiamo perché adesso ci sarà appunto un turnover con la sua collega, perché entriamo nello specifico tecnico anche di determinate situazioni. Pubblicità, ci vediamo tra poco, grazie ancora a lei del suo intervento. Grazie a voi e buongiorno a tutti.